Allora, sono le 21:43, dobbiamo andare velocissimi. Allora, già grandi reazioni, vedo molti, insomma, ci stanno scrivendo, commentando. Da adesso, tra l'altro, trasmettiamo anche gli SMS perché ora faremo rivedere le grafiche, ma abbiamo tolto il numero anche per consentire che si leggessero meglio, con Gianluca Valenta e Giorgia Castiglioni in regia. Vi presento gli ospiti, noi cominciamo come sempre dalle donne, quindi saluto e ringrazio Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, buonasera, ben trovata. Buonasera. Al suo fianco già vedete Giovanni Barbo, PD. Buonasera. Buonasera a lei. E poi l'assessore Maurizio De Blasio, Fratelli d'Italia. Buonasera, grazie. E Mirko Martini, Rea Giuliana, Noi Moderati. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, devo cominciare, diciamo, facciamo un'altra cosa, adesso confondiamo le idee ulteriormente ai nostri telespettatori. Siamo all'alba, qualche alba, insomma, siamo neanche, diciamo, addirittura no, all'orizzonte, manco lo vediamo questo tipo di elezioni, non sapremo, sarà a maggio dell'anno prossimo, parliamo delle comunali di Trieste, il nuovo sindaco. Avete visto il sondaggio di SVG? Ne facciamo uno flash stasera, tanto siamo in onda un'oretta fino alle 23 e un'oretta e un quarto. Ci fai vedere, Gianluca, la domanda? Adesso in base, avete visto le percentuali di SVG? Elezioni comunali a Trieste nel 2027, chi voterai? Ho semplificato, tanto non siamo in par condicio, posso farlo. Centrodestra o centrosinistra? Ho concentrato su due principali schieramenti visti fin qui, diciamo. Poi da qui in avanti, l'anno prossimo, anzi a un mese dal voto, spunteranno molti più candidati, come è naturale. Centrodestra o centrosinistra? Telefonate, sentirete il segnale di occupato, ma in base al numero che chiamate, ovviamente dalla vostra preferenza. Così funziona perché è anonimo gratuito. Parto da voi. Gianluca, mi dai le due slide? Ora 375 64 58 500, potete scrivere, commentare, dire la vostra, fatelo. Abbiamo visto, diciamo, in esclusiva il sondaggio di SVG che dà la fotografia attuale della città. Questa è una grafica, è una slide particolarmente interessante secondo me. Ecco, grazie, la vedo anche qua. Perfetto, Gianluca. Con il paragone rispetto, per esempio, alle ultime tornate elettorali, in particolar modo le comunali 2021 e le europee del 24, con un PD che guadagnerebbe di fatto 5 punti rispetto alle comunali, perché noi ci divertiamo sempre a fare come va alle europee, come va alle politiche, ma è un'elezione diversa. La confrontiamo di certo in particolar modo con le comunali, dove c'è un scatto in avanti notevole del PD, che però non è primo partito a Trieste secondo questo sondaggio di SVG, ma lo è Fratelli d'Italia, che scende un po' rispetto alle europee, ma è molto più avanti di 8 punti, 7 punti e mezzo rispetto al 2021. Quindi questa è una grafica, una slide particolarmente interessante dell'esito di questo sondaggio. Qui il futuro nazionale viene dato al 4,5, che è il dato nazionale. Adesso non sappiamo cosa sarà di futuro nazionale di qui in avanti, però è chiaro che uno dei particolarmente attenzionati sul fronte nazionale e non solo. Per dirvi, per ora, quando ci sono state le tornate elettorali, Futuro Nazionale adesso, 10 giorni fa, non si è presentato con il suo simbolo, però ha sostenuto spesso dei civici che avevano nomi simili della propria lista, ma insomma ancora non l'abbiamo visto realmente in campo. Risposta, cominciamo dall'assessore. Dai, ha visto questi dati, cosa ne trae? Beh, intanto occorre dire che sono sondaggi che devono essere interpretati anche in funzione del momento in cui ci troviamo, no? Quindi ad esempio le liste civiche pagano un po' in questo dato il fatto di non essere in campagna elettorale, ed è chiaro che i partiti nazionali invece hanno più evidenza, e quindi i risultati sono questi qua. Per quanto ci riguarda, perché è chiaro che voi contenti, immagino. Ecco, no? È vero che c'è un sondaggio anche vostro che gira, che non ci avete fatto vedere, no? Sì, si sa, lo scopriremo. Come lo scopriremo? L'ho detto. Però, allora, per quanto che vi dà il 23%, però uguale. Io commento questo. Per quanto ci riguarda è chiaro che il nostro risultato va confrontato con le comunali,
rispetto alle europee, che sono altro tipo di elezioni. Sì. E devo dire che chiaramente, nonostante quello, la premessa che ho fatto, quindi che vanno letti per il momento in cui si è svolto. Guardi qua, il dato essenziale è questo: 49% centrosinistra, 41% il centrodestra, cioè questa è la fotografia della città che vedrebbe 8 punti avanti il centrosinistra. No, mi rifacevo, io ho fatto la premessa proprio per questo, per cui facciamo una somma delle liste che in questo caso hanno individuato come quelle che si presenteranno alle elezioni, e quindi poi viene questo risultato. Volevo, per ovvie ragioni, soffermarmi sul nostro, ecco, su quello che riguarda Fratelli d'Italia, e leggo rispetto alle comunali un balzo in avanti. Questo ci conforta da un lato, abituati come siamo a lavorare su ogni questione. È chiaro che non è un dato che ci deve far pensare che quello che è stato fatto deve bastare, è sufficiente. Occorre continuare a lavorare così come ritengo noi facciamo, e con l'obiettivo ovviamente di trainare assieme alla coalizione che sarà, e quindi di riportare questo risultato che è suddiviso per coalizione a quello che è stato nelle elezioni precedenti. Giro veloce, Martini che dice? Ma io dico che Idea Giuliana è nata l'altro ieri. Che vi danno 0,5. È nata l'altro ieri, pensavamo manco di esserci, dico la verità, è stata una sorpresa esserci. Non abbiamo assessori, siamo nati l'altro ieri. Portiamo avanti una politica che parte dai cittadini e dalla base. Credo che sia già importante esserci in questo tipo di sondaggio. Veramente è una sorpresa esserci, e siamo ben felici di essere qui. Porteremo il nostro contributo, alzeremo sicuramente quel risultato, perché penso che quel risultato lo faccia Carlo Grilli da solo, quindi lo 0,5? Sì, in solitaria, visto. Ma magari si candida alle comunali, quindi no? Ma sì, ma è ovvio, ma certo che si candida alle comunali, serve a questa città avere Carlo Grilli presente in comune, quindi io sono ben contento che questo accada, quindi quel dato si alzerà sicuramente. Io sottolineavo anche questo: 4% la lista di piazza, se la vede il sindaco si arrabbia, se vede questo. Non credo che... Penso che anche quel 4% lo faccia di piazza da solo. Cioè in solitaria penso che lo possa fare il voi ricordate quello che ha sempre detto qui di piazza, no? Lo possiamo dire, non siamo in par condicio, lo ribadisco ancora una volta, cioè che questa città è così, poi c'è la lista di piazza, no? Cioè, come dire, intervengo io, che mi candiderò, che sarò candidato consigliere, quindi in quel caso, no? Perché non può più fare il candidato sindaco. Si sono accorti che gli immigrati sono il più importante sponsor per la destra, non li mollano. Qua c'è il tema sicurezza, ragazzi, non è mica una cosa scontata, adesso non immigrati ovviamente, però c'è il tema sicurezza di cui parliamo spesso e che può condizionare molto le sorti anche dei voti nelle varie città, e l'abbiamo detto tante volte. Allora, qui vedo tante reazioni ovviamente via SMS. Avevate questa percezione di un centro-sinistra avanti o no? Ma no, in franchezza dico no. Poi vediamo i nomi, poi vediamo i temi, Lovovia, va bene. Esatto, okay, dipendono i nomi, dipendono poi, i temi, dipenderà molto da quello che accadrà nei prossimi mesi e di quello che sarà la campagna elettorale. Va bene, l'ho detto, sondaggio realizzato SVG per conto del Partito Democratico, le chiederò per ultimo. Richetti? Allora, intanto quello che secondo me è la grande novità di questo sondaggio non è tanto il posizionamento dei partiti, perché di fatto è molto diversa la situazione, la fotografia che è stata presa ora in questa situazione rispetto a questo sondaggio e rispetto alle votazioni dei comunali su cui dobbiamo confrontarci, di quelle del 2021, perché nel 2021 c'erano delle figure, non eravamo in coalizione, quindi completamente diverso. La vera notizia, a mio avviso, anzi ci sono due vere notizie.
La vera notizia è che 2 triestini su 3 sono scontenti di questa amministrazione. Cioè lei dice quella del qualità peggiorata? E la qualità è peggiorata. Mi dai la slide allora prima? Posso dire, al di là dell'ovovia, o diciamo, sono molto collegati insieme i temi, cioè ovovia e qualità della vita peggiorata, perché comunque il centrodestra ha concentrato molte risorse su un'opera che è stata divisiva e che è divisiva, Vediamo la slide, eccola qua, la qualità della vita, questa diceva, no? Peggiorata per il 63%. Io mi concentravo sia sul fatto che la qualità della vita è dicevo peggiorata, dopo quelle però, vediamo. sia sul fatto che i primi 3 argomenti per cui diciamo c'è questa valutazione negativa è l'ovovia, il tram, ma anche i cantieri. Cioè sono tutti temi importanti. Allora direi che questa è la lettura importante. La lettura importante poi è che se andiamo a vedere la coalizione, di fatto c'è un miglioramento. Ma anche questo, in questo do ragione. La situazione è ancora molto in evoluzione, non si sta ancora parlando di un nome ben preciso, e quindi è chiaro che questa è una fotografia del momento. Abbiamo tante slide, dobbiamo andare veloci ragazzi, se no non possiamo commentarle. Allora, ho visto molti sms, fermi lì che vediamo tutto, adesso li commenteremo. Via questi, io voglio stare sul tema dei partiti e poi i nomi, perché poi alla fine quelle politicamente sono abbastanza interessanti, ritengo io, almeno rispetto alle altre che poi possono cambiare, possono anche essere comuni ad altre città. La percezione peggioramento, a noi interessa Trieste, questo l'abbiamo detto 1000 volte. Allora Barbo, dai, questa fotografia, diciamo, col PD al 21,5 subito dietro a Fratelli d'Italia, un centrosinistra nettamente avanti rispetto al centrodestra. Ma allora ovviamente fa piacere per il mio partito, ma mi fa ancora più piacere che la coalizione di centrosinistra sia avanti, perché è una cosa su cui io personalmente, ma anche insomma, il mio partito e anche gli altri partiti che sono nella coalizione abbiamo investito molto. Io ho creduto dal giorno 1 di questo mandato che bisognasse lavorare insieme per poter portare a casa un risultato, e anche perché pensavo e continuo a pensare che siano molte le cose che ci accomunano. Ovviamente ci sono anche delle differenze tra i partiti, ma sono molte le cose che ci accomunano. Credo che diciamo, questa tendenza, questo risultato del sondaggio sia però, e qui mi riaggancio a quello che diceva Alessandra, lo specchio di un'altra slide, ma in particolare di un dettaglio della seconda, credo, slide che ho visto, per cui il 68% delle persone ritiene poco o del tutto inefficace l'operato dell'amministrazione, e quindi direi che le due cose vanno a braccetto, per cui diciamo che un po' mi auguro tanto è il merito nostro, e c'è anche un po' di delusione degli elettori rispetto all'operato dell'amministrazione. Allora, questo lo legge in questi dati qua. Mi faccia vedere lo leggo nella slide, non so se dopo ci torneremo, ma io ho visto un dato del 68% di persone che ritengono poco o per niente efficace l'operato dell'amministrazione. E quindi mi sembra piuttosto pesante, ecco, come dato. Era non nella qualità, nella cabinovia? Quell'elenco dei motivi. Dai per favore i temi divisivi, il numero 3. La slide numero 3, però voglio andare ai nomi, dai ragazzi, adesso con tutto, da elettore di destra mi va bene, ecco, vorrò vedere a sinistra una volta eletta cosa farà e riderò. Allora, qui dicono che la proposta dell'ovovia è il tema più divisivo, diciamo. Quali sono i principali motivi per cui ritiene poco efficace l'operato dell'amministrazione? 68%. La proposta dell'ovovia per il 55% tra gli intervistati dice no, questa non va bene. Anche la gestione del traffico. A me interessava quel 68%. Ah, cioè la somma? Cioè fare la somma di cabinovia... No, 68, seconda riga. Ah, risponda, il 68% delle persone ritiene l'avevamo poco, sottolineato, cioè
cui c'è un 68% dei 100% ovviamente tra gli intervistati che ritiene poco o per niente efficace l'operato dell'amministrazione. Qui dentro noi facciamo queste domande. Il che vuol dire che il gradimento della Giunta è il 32%, che mi sembra bassino, ecco. Risposta? Vai, prego. Adesso io? No, allora, su questo io da quando mi occupavo di sicurezza, quindi nel precedente mandato, mi sono abituato a lavorare sulla percezione, che è un'indicazione che non va assolutamente trascurata. E quindi questo dato va preso e va ovviamente analizzato, come dicevo prima, e deve essere parte di un ragionamento politico. Però credo che una qualsiasi amministrazione paghi, e questo lo sappiamo insomma, per esperienza e anche per storia, paga proprio la sua attività di governo. Certamente se si vuole ribaltare o quantomeno ridimensionare un giudizio negativo, occorre lavorare su determinate questioni e poi saperle evidentemente presentare. Questo è quello che noi riteniamo di fare. Sì, prego. Allora, le cose è questa. Intanto ho visto l'SMS, senza Futuro Nazionale, mi pare che fosse, eccolo qua, grazie, senza Futuro Nazionale, cioè Vannacci, il centrodestra perde. Prima considerazione che poi viene fatta a livello nazionale, dovunque. Immagino sia. No, immagino che sia è uno che un'indicazione. sostiene Vannacci che le scrive. Vabbè, ho capito, lo immagino, ma anche noi abbiamo fatto l'analisi. Se certo, spostiamo, mi ridai quella dei partiti, la numero 4, dai, poi andiamo ai sindaci che già sono le 10. Perfetto, Gian, vai, eccolo qua. Se noi, l'ho detto e Venezia insegna, se noi togliamo Azione che ha fatto il 3,9 alle europee, adesso farebbe il 2, a livello nazionale più alta, 3,5 mi pare. Vabbè, qua farebbe, appena scelto Arturo Governo a guidare il partito in città, se fa il 2, ma lo togli da lì e lo metti nel centrodestra come hanno fatto a Venezia. Conti che non si possono fare in questa maniera, però Futuro Nazionale viene con voi, ecco, siete pari. No, certo, no, era proprio questo. Cosa? Non voglio. Non è proprio così. Non voglio. Cosa non è così? Cosa non è così? Ma non puoi, perdoni Avarino, ma non è che consideriamo gli elettori come con la nota capito, della ma noi guardiamo serva. le percentuali, non funziona così. Non è che funziona. sposti gli elettori da una parte all'altra così e diventano la tranquillamente. stessa quota. Non è la stessa quota. Non c'è condubbio. Gli elettori di Azione hanno votato Azione nel centrodestra a Venezia e hanno vinto. Cioè il centrodestra a Venezia ha vinto contro tutte le previsioni, tutti i sondaggi. Cioè, qua dobbiamo raccontarci però quello che succede. Chi hanno votato a Venezia? Gli elettori di Vannacci che hanno votato a Venezia? No, e infatti l'ho detto, uno che ha fatto lo 0, tale Luigi Corò, che in teoria era sostenuto appunto non ufficialmente, era Cilo. No, ma questo dimostra quanto che questi vanno presi per un'indicazione, perché non possono essere trascurati, ma vanno, ripeto, analizzati. Il rischio è un po' quello che è avvenuto con il referendum, cioè di una maggioranza che poi è stata presa, tradotta in maggioranza politica e poi alle elezioni si è rivelata diversa. Ecco, la stessa cosa io reputo che possa accadere qua. Non si può trascurare, non si può far finta di niente, ma non è un elemento tale che dà una verità, ecco, dà un'indicazione, allora, ma poi ci sono tanti altri elementi. Ecco. Se il generale Vannacci faceva uscire il suo libro in questo periodo vinceva a mani basse le elezioni. Allora, voglio andare in pubblicità, però mi dai la slide numero 5 perché dopo voglio tornare qui. Secondo me, al di là dei temi, no? Prima facciamo il programma, prima scriviamo i temi, li condividiamo. Sapete, lo dico sempre da anni, che una delle cose in realtà che muove molto anche l'attenzione su una tornata elettorale è il nome che si sceglie, perché poi è evocativo, perché unisce, non unisce, stimola, è divisivo, lo scontento della città è evidente, speriamo che le persone vadano a votare. Ecco, lì abbiamo visto un dato che sarebbe del 58% di persone intenzionate ad andare a votare, quindi sarebbe il dato possibile dell'affluenza. Guarda, questo è un invito che va sempre fatto. Ovvio che la vita è peggiorata, siamo pieni di incivili e delinquenti, questo è un dato sul fronte della sicurezza che abbiamo detto, anche guardando questi numeri,
e diciamo in ogni città, governata da ogni colore politico, purtroppo, e di quelle che seguiamo appunto qui nel nord-est. Ora, tra poco, dopo la pubblicità, parliamo di questa slide. Già, prima della pubblicità, mi dai di nuovo il sondaggio, diciamo la domanda, che si ricordino che stiamo facendo anche noi una domanda stasera. Elezioni comunali e Trieste nel 2027, chi voterai? Centrodestra o centrosinistra? Poi è una settimanina che al di là di questo sondaggio ha consegnato più di qualcosa, al di là del tema dei confini da aprire o riaprire o meno, anche sul fronte della cabinovia. A proposito, ci vediamo dopo la pubblicità. Certo non voti il centro-sinistra. Sì. Allora, noi discutevamo un'analisi su tante questioni anche durante questa pubblicità. 22.08, vi ricordo con Gianluca il nostro sondaggio che stiamo facendo flash, sono già più di 500 le telefonate in 32 minuti, pazzesco, neanche mezz'ora. Dite la vostra appunto, cioè, o meglio, chiamate uno dei due numeri in base alla vostra idea, chi voterete l'anno prossimo. E così vediamo anche se siamo aderenti al quel 49-41 che diceva SVG. Ora, questa credo che sia una delle più interessanti, perché vede sul podio ovviamente Roberto Di Piazza, questa è notorietà di alcune personalità triestine, indichi se conosce, cioè quindi il nome viene fatto dal sondaggista SVG. Questo sondaggio è molto interessante e importante, l'abbiamo detto questa sera, e dice: lei Roberto Di Piazza lo conosce? Certo, lo conosce il 93%. Massimiliano Fedriga lo conosce? Sì, lo conosce il 92%. Francesco Russo lo conosce? Sì, il 75%. Ma un'incollatura Fabio Scoccimarro, cioè questa è importante perché? Per due dati, perché la confronterei, riesce a darmi la slide 6 al volo, ma non è che sia così rilevante, però è interessante perché la slide 6 dice: citami tu dei nomi di politici, ed eccola qua. C'è Roberto Di Piazza, è molto noto, Massimiliano Fedriga altrettanto e Francesco Russo poco sopra, cioè restano quei tre nomi lì. Qui ci sono nomi di assessori ma poca cosa, via, e torniamo a quella che invece ci interessa, cioè il nome viene fatto spontaneamente dal cittadino, qui viene chiesto: lo conosci? E appunto il più conosciuto Di Piazza ha un'incollatura Fedriga, poi ci sono Russo e Scoccimarro. Ma quali sono i nomi che noi andiamo a guardare? Alessia Rosolén, oltre a Francesco Russo che è uno dei candidati più naturali ovviamente per il centrosinistra, diciamo così, Alessia Rosolén per il centrodestra, Polidori che non ha negato per il centrodestra di ambire, sognare di poter fare il candidato sindaco a Trieste in futuro, Patuanelli, un federatore, però vediamo molto la sua carriera oggi più parlamentare, molto vicino a Conte e naturale successore forse alla guida del Movimento 5 Stelle, Pierpaolo Roberti, già candidato sindaco, poi ritiratosi a favore di Piazza quando si trovò l'intesa, Mitja Gialuz il 58, abbiamo Riccardo Latezza il 53, Samer il 50. Io credo che questa sia interessante. Perché, e l'ho detto, è chiaro che se un nome anche, ipotizziamo Samer, che sembra conosciuto ma da 1 su 2 in base a questo sondaggio, se domani diventa il vostro candidato sindaco per il centrodestra, o centrosinistra, qua viene etichettato come centrodestra evidentemente, no? Da imprenditore, la sua notorietà esplode ulteriormente dopo, quindi ha senso fino a un certo punto anche questa slide qui, però quale nome la colpisce? Beh, gioco in casa che è il sindaco. Vabbè, quello è scontato, dai. Certo, il sindaco e il presidente. Beh, insomma, il sindaco e il presidente, che comunque sono i primi due, è un dato significativo che va letto insieme a tutto il resto. Poi ovviamente a scalare ci sono le persone che ovviamente hanno una certa visibilità, o comunque si sono conquistati la visibilità, però insomma il fatto che i personaggi di centrodestra o che rappresentano centrodestra in un momento di governo siano quelli che le persone dicono di conoscere, secondo me è importante e significativo. Cioè in questa top cosa sono? 2, 4, 6, 8, 10, 11 ci sono molti rappresentanti di centrodestra, dice 2, 4, 5, sì. 6, 7, quindi la maggioranza rispetto ai 4, quindi Russo, Patuanelli, Gialuz, la terza. Però questi mi sembra che sono i nomi che non sono stati detti come richiesta.
testa. Sì, sì, Ok. scelti, più Certo, un altro sì, paio sì, detto che non sappiamo. No, ma quindi la comunque lettura va, nomi proposti, ecco, sì, quindi la lettura certo. va, ecco, non c'è l'anonimato, no, comunque di chi governa in questo caso, Allora, il sindaco e il Chi presidente. guarda con no? maggiore preoccupazione, cioè, Russo, già visto, molto noto, no? E quindi è il più papabile, poi mi diranno di sì, no, adesso li sentiremo. E poi l'altro, secondo me, certo è Patuanelli, ma è Gialuz, quello che diciamo da ormai diverso tempo, con un dato essenziale nella slide che vi ho fatto vedere prima, cioè dimmi i nomi di qualche politico, Russo viene fuori, è il terzo. Gialuz no, perché non viene considerato un politico, però va lo conosce il 58% degli intervistati, no? C'è anche questo. Dai, nell'altro campo, cosa dice? Beh, di commentare la notorietà dell'altro campo. Questi nomi qua che vede. Beh, Loro. insomma, Russo lo conosciamo. Ma c'è quindi, secondo ecco, lei il candidato sindaco degli altri qui o no? Questo non lo so, questo Ma non lo me sanno neanche loro. Ecco, no, questo me lo dovrebbero dire loro. Barbo. No, vabbè, dai, se no stasera il centro-sinistra ad oggi non ha proposto nulla su come vorrebbe governare il nostro paese. Adesso noi stiamo a parlare di Trieste, mi sa che qua tutte le settimane ne parliamo di temi da una parte e dall'altra. Dai, Barbo? Ma allora, Qui c'è o no? C'è o non c'è quel nome lì? non lo so, no? Io sono sicuro che la coalizione sceglierà quello che è il profilo più competitivo nel momento in cui verrà effettuata la scelta e anche in base al contesto che Quindi ci sarà. dovesse essere effettuata adesso sarebbe Russo, diciamo. No. Siccome non è effettuata adesso è una non domanda. Vabbè. A me sembra abbastanza poco significativo invece il dato dei nomi del centrodestra, perché stiamo parlando di persone che hanno una visibilità in virtù del loro ruolo di governo che non ha paragoni rispetto agli altri. Ma il problema è il secondo nome, non il primo. Ma è ovvio che se Federica scende in campo, lo diciamo qua da mesi ormai. Stiamo parlando di notorietà, per cui è ovvio che se chiedi a un cittadino se conosce di Piazza o Federica è più probabile che conosca loro che non un consigliere regionale di opposizione, un parlamentare che da quello che ho visto non è associato immediatamente a Trieste ma è vissuto più in una dimensione romana come Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle. Mitia non ha una visibilità dal punto di vista politico e Riccardo Laterza è un consigliere comunale di opposizione, per cui anzi mi sembrano dei dati notevoli, tutto sommato molto alti, certo, quelli dei nomi del centro-sinistra. Questo è vero certamente, ma non è così scontato che un sindaco o un presidente di regione abbiano questo numero. È vero che il sindaco onestamente... No, io invece non lo darei così per scontato. Se posso su questo farei un commento. Non dare per scontato che dopo 30 anni di politica, 25 da sindaco, il sindaco Roberto Di Piazza sia conosciuto. Ma sarebbe molto grave. Ma questo è il dato cui significativo. Condivido molto il fatto che certe figure che sono state sulla scena politica in maniera più contenuta per minor tempo. A me è fatto piacere vedere Stefano Patuanelli al 64% perché comunque di fatto dopo essere stato consigliere comunale e adesso ha avuto un ruolo di tipo nazionale che ha una visibilità completamente diversa rispetto Certo, questo lo dicevamo anche commentando le singole liste. Stiamo facendo un po' di confusione secondo me con le persone, perché se io vado a vedere quei dati, il 93% di Piazza corrisponderebbe poi a una insoddisfazione e a un peggioramento della vita, per cui quelli dati sono semplicemente quanto è conosciuta una persona. Allora, premesso che, come dicevo prima, vanno guardati tutti, no, e vanno confrontati anche tutti i dati, però secondo me è significativo e non scontato, anzi il dato significativo è che rende non scontato il numero del sindaco è perché lui arriva da una determinata esperienza ed è questo il significato, cioè non ha perso, non è diventato anonimo. Ma non può essere, nel male o nel bene non sei mai anonimo.
Cioè anche il killer è più conosciuto, sì, non sì, è sì. anonimo. Odio. Certo Cioè, che va. mi certo. consenta, sindaco, non si arrabbi, ma è di No, che fatto... poi telefona come settimana scorsa. Ma Non fate no, arrabbiare. infatti non volevo. Attenzione, gli però SMS, era per datemi dire... il tempo che li leggano a casa, eh. Scusi Richetti, dica. Sì, no, ma era per dire che basta fare qualcosa di eclatantemente anche negativo per essere ai primi Secondo posti. me il Non dato vuole invece quello. che dobbiamo leggere è che il dato deriva proprio dalla sua carriera, che lo Appunto. ha premiato, no? Quindi la notorietà Va bene. premia anche Allora, Diciamo ragazzi, che quei dati non sono molto il premiati. suo Allora, consenso. e quello l'abbiamo non visto, si conclude certo. in bellezza, Allora, diciamo la carriera non si ma conclude quello in dipende bellezza. da che questo è punto di vista normale lo si guarda. che lo si dica chiaramente dall'opposizione, è ovvio quando vi confrontate diciamo qui. noi, lo dice i Lo dice cittadini. il sondaggio, benissimo. Allora, fermi lì, però non me ne voglia il sindaco, io non starei su quel primo nome lì, io starei sul secondo, il terzo, starei su quella, no, la terzina diventa un'altra, il podio diventa un altro, perché è ovvio la notorietà di Piazza, di Federica, ovvia la notorietà di Piazza. Allora vediamo se la sua lista sta veramente al 4 dopo. No, appunto. Ma dobbiamo guardare Federica. Federica, Appunto. siccome nella scelta si parte anche dalla notorietà di un esponente per andare a cercare qual è il candidato sindaco, tutti voi dovete guardare a questo sondaggio, cioè, no, di qui in avanti e altri che verranno. Il centrodestra, non l'ho visto, scusami Giorgia, aveva come primo punto la sicurezza, fallimento totale. Guardate che sulla sicurezza c'è un dibattito, ragazzi miei, saprà che ne parliamo sempre qui perché è un problema per tutte le città e il paese, però bisogna impegnarsi veramente. Allora Martini, dai, su questi Allora, nomi. io faccio proprio fatica a fare fantapolitica, è come fare il fantacalcio. Ok, d'accordo, parliamo di sondaggi spesso smentiti purtroppo, Allora, però abbiamo un sondaggio con dei numeri Un qua. sondaggio con dei numeri. Il numero è che il centrodestra avrebbe un sacco di candidati sindaci disponibili, capaci, persone serie, Fabio Scoccimario, Ressa Rosole, Paolo Poridori, Pierpaolo Roberti, Enrico Sammer, che viene considerato di centrodestra, anche se è un O imprenditore. anche presidenti di provincia, candidati Anche presidenti della di provincia, dovete provincia, considerarsi. non si sa mai. Ma il punto è che ne abbiamo tante persone che si stanno impegnando per questa città, per questo territorio, e poi abbiamo un diciamo campione che sarebbe Federica, che il centro-sinistra sta pregando che non si candidi a Trieste in ogni modo, perché sennò non inizieremo neanche la campagna elettorale, perché andrebbe proprio allo sbaraglio rispetto a questo, che vincerebbe a mani basse, che è un dato politico anche quello. Il fatto che il nostro Presidente andrebbe tranquillamente a rivincere le elezioni, andrebbe tranquillamente a rivincere un terzo mandato senza alcun tipo di problema. E questo ci dice anche poi la differenza e la percezione che c'è nei vari dati, perché se da una parte è vero che vediamo un dato in questo sondaggio dove dice che i cittadini sono scontenti della giunta, dall'altro campo se andiamo a prendere altri parametri oggettivi come può essere le varie classifiche che si fanno, siamo sempre nei primi posti per qualità della vita, quindi il percepito e il reale poi diventano una cosa strana, quindi sono numeri, sono dati che ci danno qualcosa da cui iniziare, una base da cui iniziare, di certo poi bisognerà vedere i programmi, bisognerà vedere chi si candida, la rosa di nomi, il centrodestra sarà molto ampia, in cui sceglieremo qual è il candidato migliore per questa coalizione, punto. Dopodiché potremmo dire mille cose su questi numeri. Il sindaco gode di una notorietà atomica, basta girare col sindaco, se giri la città col sindaco ti fermano. A un discorso che è un Più passo diretto. avanti, ecco, rispondete, cioè telefonate ancora per il sondaggio, è nostro. Cioè, ripeto, non me ne voglia Roberto di Piazza, ma guardiamo da qui in avanti cosa succederà adesso. Vabbè, allora giochiamo facile, basta dire il nome di Federica per noi ed è facilissimo.
Voi potete dirlo, ma non sapete se lui è disponibile, ma come per voi, e cosa vuole fare. L'unico per voi è Francesco Russo, allora, che sarebbe disponibile, che avrebbe la smania di fare il sindaco. Mi sembra abbastanza naturale che anche un governatore sia molto noto, se non altro per l'uso abile che fa della comunicazione. Ma sui social, è anche il più apprezzato d'Italia, ma cosa stiamo dicendo? Sui social lui parla. Anche Roberto Di Piazza è sempre in cima a quelle classifiche. Mi lasci finire. Sui social, invito chi non lo segue a guardare, a provare ad andare sulle sue pagine, non parla mai di quello che fa la regione, parla del compleanno di un calciatore, del fatto che uno sciatore ha vinto una gara. Ma perché è molto abile da parlano questo punto per lui, di vista. Però se magari si parlano trova per il lui. modo, chi vuole, di approfondire, ma non occorre neanche tanto, i risultati disastrosi della sanità sono sotto gli occhi di tutti. Dire e chi è il governatore volete. della regione che ha questa sanità che sta colui dando che ha vinto le elezioni? Va bene, con il 60 a quanto è arrivato? Vedremo 70? cosa succede. Comunque, a quanto è arrivato? Torno a dire, qui stiamo parlando di notorietà, mi sembra abbastanza normale che il governatore abbia quel tipo di notorietà. Cosa voglia fare lui poi da grande, non lo so, lo sapete meglio voi probabilmente. Per cui è una cosa che non mi tange. A me interessa che da questo sondaggio è evidente che la coalizione di centrosinistra sta facendo un buon lavoro insieme e il candidato sindaco e dopo sul nucleare votate due cose diverse. Verrà individuato al momento giusto. Se parliamo di visioni diverse sarà interessante poi parlare della cabinovia, perché io non so neanche se arrivate a fine mandato, perché all'inizio Avarino diceva che noi non siamo neanche all'alba delle elezioni, ma se andiamo avanti di questo passo magari fra 3 mesi votiamo, perché io non vedo come potete non spaccarvi di fronte a un partito che diciamo che ha un peso piuttosto consistente, che continua a ribadire il no politico, e voi che fate orecchie da mercante, per cui insomma mi sembra che quanto a divisioni non possiate dire niente proprio a nessuno. Ecco, da questo punto di vista io mi sento molto tranquillo. Io vedo il lato positivo, che secondo me è quasi tutto di questo sondaggio, e cioè che stiamo andando sulla giusta strada, e quindi o si capisce cosa fa Massimiliano Fedriga, o chi va a sfidarlo è veramente dura. C'è stato un SMS interessante prima, rispetto agli under 40, e io sono contento che Riccardo, non c'è neanche un under 40 che Riccardo sia lì in quella rosa di nomi, lui sì. Perché diciamo una cosa, in questo invidio un pochino il Veneto, perché il Veneto ha il sindaco di Venezia under 40, ha il presidente della regione under 40, e questo, dobbiamo dirlo, è grazie a una cosa, alla visione di Luca Zaia, che è parificabile a Massimiliano Fedriga, ma Luca il presidente Zaia si riteneva talmente forte che ha potuto creare altre figure e farle crescere, e non poi sono d'accordo, ma andarle a lanciare in politica. Non credo che volesse fare così. Credo sia stato un po' obbligato. Vabbè, sarà stato obbligato, però alla la fine scelta è stata, diciamo, di Salvini, questo è ovvio, non certo alla fine, cioè, Zaia, con tutto rispetto, però non concepisce altre al di fuori. Però al di là di questo, che poi in una leadership purtroppo lungo tempo può capitare, e cioè, lì è stata una scelta di Salvini, cosa dice? Che a me sembrava interessante quest'uso. Ragazzi, ma perché non mi fatemi leggere questi SMS? Vanno troppo veloci, voglio una piscina terapeutica. Va bene. Anche io, quello prima ce l'hai ancora, l'SMS di prima? Cosa diceva? Allora, molto semplicemente, i dati sono oggettivi, amministrazione bocciata, vabbè, insomma, anche il sondaggio prima di Venezia era oggettivo. Questo è il dato, a mio avviso, che dovessimo, scusa, perché oggettivamente ho lasciato parlare. Direi che l'argomento importante di questa sera dovrebbe essere: adesso ci mettiamo a tavolino, come hai detto prima tu, abbiamo sbagliato con l'Ovovia, abbiamo sbagliato col tram, adesso ripensiamoci. Andiamo a vedere di cosa ha veramente bisogno questa città, perché dai bilanci non si evince che vengano date risposte a quelli che sono i reali bisogni della città, e lo vediamo dal sondaggio, a mio avviso. Allora, io su questo vorrei dire una cosa. Noi potremmo anche aver sbagliato rispetto al tram,
alla cabinovia Mi metropolitana. fai vedere quella, infatti, Ma Gianluca? Io vorrei essere un po' più pragmatico. Per cosa viene ricordata la sinistra? Per cosa viene ricordata la sinistra a Trieste? Non fate E prendere- il simbolo di quello che siete, della città che volete, è quell'albero spelacchiato che abbiamo visto in Piazza Unità il giorno di Natale. Roba di 15 Punto. anni fa. Non sono ancora 15, questo è ciò che siete. Non Ma tu sei Poi giovane, ma ti il 5 ricordi- Stelle, ti ricordi come un ha attimo, cambiato- ti sono ricordi chi ha cambiato questa città? Tu non ti ricordi? sì, Riccardo sì, Illy, te lo ma non ricordo c'ero io, quella te lo volta. ricordo io, Appunto, Riccardo Non c'ero, Illy. proprio non ero neanche previsto. Ma non prendere brutta poi abitudine. un'altra cosa, i 5 Stelle per cosa sono ricordati in questo paese? Non prendere- Per cosa possono dire? Ma Per aver l'anno aumentato il debito pubblico, per aver distribuito io sono- soldi a pioggia, il dopo aver PIL distribuito soldi a allora, pioggia a tutti, li hanno mandati a casa non- e per non i tornare banchi a su questo rotelle argomento. e i monopattini. No, Questo è ciò perdonami, che siete. Martini, stiamo intanto questo è ciò parlando che del siete. comune. Ma il problema è ciò che siete, perché almeno il Stiamo centrodestra, parlando del comune e noi non centrodestra delle possiamo nazionali, dire che sono un discorso cosa siamo totalmente diverso. e cos'è il centrodestra? È investimenti, è futuro, è una visione di città. Puoi è un raccontartelo, modo di fare. puoi raccontartelo. È un modo il di fare. sondaggio dice un'altra cosa. Puoi Ma raccontartelo. quello è il percepito, ma dall'altro canto Il io posso percepito, portarti il Sole 24 Ore che ci ha messo primo per qualità della vita degli anziani, terzi per quella dei giovani e Ultimi quarti tra gli ultimi quarti posti per la per sicurezza. Gli ultimi posti per la sicurezza sono dovuti a una cosa, Non l'immigrazione. sono- fine. sempre la Quindi, stessa. da questo Allora, punto di quello vista che non siamo va bene tranquilli. è dovuto a qualcosa, quello Ma che va sì. bene è oggettivo, ma dai. No, dai. attenzione, perché quella classifica, in effetti, se quella di cui stiamo parlando era il numero di denunce, quindi Sì. Valletta, Sì, certo, Valletta tutto va letto, anche, anche i primi posti assolutamente, vanno letti. ecco. Anche i le primi violenze posti sulle vanno letti. Certo, donne, quello Non possono il essere sondaggio- colpa della giunta quelle. Il sondaggio, ovviamente ognuno Evitiamo. di noi Ma, trae insomma, delle ci sono conclusioni, il una serie sondaggio è una misura della percezione o delle opinioni. Sarebbe stato curioso, però lo dico senza polemica, sarebbe stato curioso conoscere di questo 68% ad esempio cosa attribuisce in questo caso alla sinistra, visto che si rifà all'amministrazione, perché quello che conta è l'alternativa, no? Cioè, qual è l'alternativa? Ecco perché prima dicevo che rischiamo un po' di fare il ragionamento fatto con il referendum che poi è stato tradotto, si pensava venisse tradotto automaticamente in un consenso elettorale. Lo scontento di questa amministrazione voterebbe la sinistra oppure avremmo visto qui che magari alla sinistra rimproverebbe l'immigrazione? No, ecco, e questo ci avrebbe consentito poi di tradurlo sempre nei limiti di un sondaggio in un'opinione politica o elettorale. In questo caso questo ci viene così, ci viene indicato, ci vengono indicate le cose che rendono, avete capito cosa voglio dire, insufficiente, però l'alternativa Allora, esiste. Capisco, però l'opinione politica, come dicevo prima, è l'altra slide. Io credo che siano due facce della Quale? stessa medaglia. È quella in cui la coalizione centrosinistra è avanti. Per cui Io magari- volevo rivedere Sì, quella, infatti, certo, eccola però qua, grazie, questa perfetto. qui, Questa torniamo- è tra le sì, più sì, interessanti, sì. ovviamente. Torniamo Ovviamente i numeri prima. sono diversi, Certo. questo sono d'accordo. Adesso, ad esempio, è ovvio che non si traduce tutto, cioè che non tutto il 68% che ritiene l'operato insufficiente voterebbe il centrosinistra, ma evidentemente in questo momento c'è una prevalenza, almeno stando ai dati del sondaggio, di persone che voterebbero per il centrosinistra invece che per il centrodestra. No, uscente. io non credo che sia così automatico, credo che ci sia questa questo è però, insoddisfazione misurata da questo sondaggio, ovviamente. Non sono così convinto che questa percentuale di insoddisfazione diventa un consenso o la negazione di un consenso. Ecco. Ma Io non lo continuo è, a pensare però che una non parte è sì. legato strettamente alle elezioni, continuo a pensare questo, continuo però a rilevare che sta dicendo, la gente sta dicendo di questa amministrazione abbiamo voglia di un cambiamento rispetto a quella che è stata l'ultima amministrazione. Perché questo Sarà è diversa di sicuro. la scontentezza non, mi dispiace
Martini, però perdonami, le abitudini del sindaco di ricordare le cose storiche, siamo nel 2026, la situazione è completamente diversa, le persone sono completamente diverse, non puoi andare a cercare quello che è stato il centro-sinistra, che era un altro tipo di realtà, non era il centro-sinistra di adesso. Quindi infatti adesso è peggio. Però i temi questa è parecchio, è peggiorato. Questa è una tua visione, questa è una tua visione. È peggiorato dopo, con i 5 Stelle proprio è andato allo sfacelo. Hai citato delle cose che non c'entravano niente. Ma sì, c'entrano, quello è ciò che siete. Mi lasci parlare, hai parlato dei banchi a rotelle, tutti ormai sappiamo che non c'entrava, non c'entrava assolutamente. Voi a governare, dopo che avete governato voi. Mi lasci parlare perché sennò vuol dire che hai paura di quello che ti sto dicendo. Non era paura, allora, ma non puoi dire falsità. Zitto. Dai che ci confrontiamo, non arrabbiatevi. Che mi stai dicendo delle cose che non sono devo andare vere, pubblicità, dica, concluda, poi ripartiremo da... banchi intanto non avete idea di quanti mi stanno scrivendo per sto sondaggio. Perché dipendevano assolutamente dai dirigenti scolastici e non dal ministero, quindi sono proprio una balla. Sempre dito, sì. Allora, Però... Beh, non sono under 40, non sono purtroppo. Allora, qualcuno ha seguito, ai tanti che hanno seguito. Vabbè. ormai. No, lei già metti il sasso, togli la andiamo mano. alla pubblicità, vediamo se lo convinco a intervenire. Dai, a tra poco. Qualcosa, guardo se vuoi. Allora, 22:36, dunque tra coloro che hanno saputo o hanno visto, diciamo in diretta, dei sondaggi, ci arriverà tra poco credo un commento, ed è uno dei protagonisti, dei partiti protagonisti anche in questo momento, che a livello nazionale si dice sempre possa determinare sia l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. Altro non dico. Elezioni comunali Trieste, chi voterai? Fate una telefonata o all'uno o all'altro numero, ovviamente, sentirete occupato, ma ci dite così, cioè questo registra la vostra preferenza, perché tra un quarto d'ora diamo l'esito anche di questo nostro invece sondaggio con lo scenario appunto per le elezioni del 2027. Questo sondaggio invece dice, se il sondaggio vince centro-sinistra emigra in Slovenia, cioè se ha la conferma dice, vabbè, centro-sinistra al 49, il centrodestra al 41. Torno, Gianluca mi aiuti, ancora sui temi divisivi, adesso chiaramente cerchiamo di parlare anche di altro, ma è interessante commentare questa sera questa roba qui, dai. Un ragionamento politico, io mi ricordo lei come ha iniziato questa sera, quando vede questo e dice un ragionamento politico sa da fare, uno pensa De Blasio, assessore di peso di Fratelli d'Italia di questa giunta, vuol dire che sulla cabinovia, che qui scrivono Ovovia, bisogna... No, della cabinovia ne abbiamo parlato, è fare un passo indietro, viscerato. Ha ragione Forza Italia? Io questo dato devo dire anche... Fermi lì, sì. Ce l'ho, posso interromperla? Assolutamente. Apprendo con sorpresa che Azione, mi dai le coalizioni? Che Azione fa parte della coalizione di centrosinistra, ma come c'è stato modo di affermare in più occasioni, Azione, qui è data al 2%, non aderisce a nessuna delle due coalizioni. Arturo Governa, che mi scrive adesso, siamo al lavoro per costruire un programma finalizzato ad offrire ai triestini un'alternativa all'attuale assetto bipolare, cioè come se andassero da soli. Nell'interpretazione di questa nota che mi arriva adesso, 22:37 via WhatsApp da Arturo Governa, segretario di Azione a Trieste. Quindi anche questo, diciamo, non sposterà, secondo questo sondaggio, folle oceaniche allo stato attuale, vedremo l'anno prossimo, però a centrodestra basta litigare, vi hanno scritto, però è un dato secondo me politico interessante, l'ho sottolineato subito dopo aver visto come è andata a Venezia. Vedrai bene Polidori o la Bianco contro Gialuz o Patuanelli. Lo Bianco. Ah, ecco, infatti Lo Bianco, ecco, sì, è regionale di Forza Italia. Va bene, ok, scusi, torniamo pure all'altra slide, dicevo, il ragionamento politico è lasciare stare la cabinovia?
No, perché non è in questo momento una cosa che mi sentirei di dire, perché qui è chiaro, noi sappiamo il percorso che ha avuto la cabinovia, anche l'iter e quanto si abbia scaldato gli animi, ma questa risposta, questo 55% immagino, no? 55, che credo che sia una percentuale, sì immagino, no? Sono 55... persone su 100 intervistate, diciamo, che hanno detto all'interno di quel 68, cioè che dicono che questa è la motivazione. Il totale non fa 100, dicono che la proposta della cabinovia, permettetemi, adesso sono costretto a la cabinovia fa giudicare in questo modo perché forse voleva un diverso iter, forse voleva una diversa proposta. Ecco, questo andrebbe visto. I sondaggi, secondo me, come dicevo prima, che sono delle cose di cui che non possono essere trascurati, diventano uno stimolo, devono diventare uno stimolo per noi politici, ma la politica deve guidare, non deve inseguire. È vero che è diventato un po', noi abbiamo forse un governare po' con i sondaggi è un disastro, questo dicevo, ho capito. Volevo solo chiudere il ragionamento. Noi abbiamo un po' perso il gusto, forse il desiderio di convincere, no? Diciamo che prevale un po' una certa dinamica dello scredito dell'avversario, oppure di verità assolute. Ecco, invece si può ribaltare, ad esempio, un dato del genere andando a vedere quali sono effettivamente le perplessità reali sulla cabinovia. Potrebbe essere, è chiaro che è un argomento di grande attualità che coinvolge tutti, noi sappiamo quante posizioni ci sono. Ma forse nel 55% ci sono anche qualche consigliere comunale, di quelli che non vogliono l'Ovvia. Di quelli di? Centrodestra. Avevo compreso, che era questa la sottolineatura, avevo compreso. Ci vuole. Il tram dovrebbe ripartire nell'arco di breve, no. Sì, ho capito, però stiamo parlando. No, perché sa perché guardavo i ritardi. Ho capito, ne parlavamo tutti venerdì, i ritardi sull'asilo di Roiano, guardi, precipita al 6. Sì, la galleria di Piazza Foraggi addirittura al 9. Non posso commentare. No, c'è la slide della sicurezza, noi non ce l'abbiamo, l'ho vista ma non ce l'abbiamo, però la sicurezza è il tema perché ne abbiamo alcune, diciamo, il tema principale tra le problematiche della problematiche città. della perché io l'ho detto, quella l'ho detto anche più volte stasera, quella è in cima ai pensieri dei triestini, ne parliamo tutti venerdì. Ma quindi queste, scusate, sono risposte suggerite o sono raccolte? Adesso io non so cosa ha detto prima lui. No, perché comunque perché cambia di molto. Io notavo che manca la parte della sicurezza e secondo me appunto cambia di molto. Abbiamo un'anticipazione in un racconto in cui c'è un centrodestra dal nazionale al locale, il fatto che la sicurezza sia sempre stata sbandierata dal centrodestra come per colpa dei sinistri c'è l'insicurezza, adesso quello che noi andiamo a vedere è una situazione completamente diversa. Però, avete delle difficoltà, oggettive difficoltà. E a mio avviso non solo avete delle difficoltà, ma state percorrendo delle strade che sono più di immagine ma meno di concretezza. No, qui vorrei sapere, finisco ancora il ragionamento, vorrei sapere rispetto alla legge regionale, per esempio, quali valutazioni sono state fatte, perché la legge regionale diceva esplicitamente un qualcosa che condivido anch'io, cioè si doveva andare a fare l'analisi del fenomeno, le valutazioni rispetto all'analisi. Noi non le abbiamo viste queste analisi, se ce le fate avere sarebbe interessante, perché risolvere tutto semplicemente con gli steward mi sembra un attimino azzardata come affermazione. Ma anche il sindaco che è intervenuto in diretta la settimana scorsa non era così convinto, diciamo, dell'efficacia degli steward. Insomma, però non è una decisione prendiamo in giro la gente. Anche Martini poi, prego. Sì, cerco di sintetizzare. Allora, Totò con gli steward, perché ricordo, avevo lavorato anch'io sull'argomento, gli steward sono un accorgimento con determinate funzioni, non va in alcun modo a sostituire l'attività
della polizia giudiziaria o della vigilanza della polizia, rappresenta un deterrente e rappresentano persone formate in grado di informare con tempestività chi deve intervenire o far desistere semplicemente con la loro presenza o con il loro invito alcune determinate situazioni. Viviamo effettivamente in un momento in cui lavorare sulla sicurezza non è semplice, soprattutto guardando alla percezione, ma perché operiamo con un sistema di norme che noi ci siamo dati nel corso degli anni e che ovviamente dovrebbero essere riviste e ricalibrate per affrontare fenomeni che noi non avevamo. E mi riferisco alle bande giovanili, sì, alle rissencità. Io quando ero alla sicurezza ripetevo all'infinito, l'ho ripetuto, che per ciò che riguarda la sicurezza, l'ordine pubblico, i momenti sono 3. Si parte dall'educazione prima, forse anche come importanza per primo, poi c'è l'aspetto di prevenzione. Fammi solo finire, ti prego, questo ragionamento, che la vigilanza, che l'informazione, che sono gli accorgimenti che rendono più difficile comportamenti poco virtuosi, e infine la repressione, il contrasto e la sanzione. Ecco, e qui siamo deboli, perché ciò che noi paghiamo è l'impunità, su cui per lavorare occorre andare a fare modifiche strutturali. Se ne fregano e continuano a combinare disastri. Allora, vorrei sentire Barbo e poi Martini, però volevo farvi ascoltare anche il sindaco, diciamo, che torna sulla cabinovia. Insomma, c'è stato un po' un grande dibattito ovviamente in questi giorni su questo. Cosa voleva... Io volevo solo dire una battuta sulla sicurezza, perché è tornato di attualità il tema della sospensione dei confini. Oggi ha parlato anche Federica. Io dico solo una cosa: io penso che se voi chiedete ai cittadini, ma forse anche al prefetto e al questore, che ovviamente poi applicano le norme, se preferirebbero avere 55 agenti sul territorio invece che sul confine a guardare i documenti dei pendolari, perché questo fanno per la maggior parte del tempo, penso che vi direbbero che li preferirebbero sul territorio. E questa scelta della sospensione di Schengen è una scelta tutta politica certo, che sottrae forze dell'ordine al territorio, al presidio del territorio. La sospensione di Schengen però non è iniziativa esclusivamente italiana, ne sono altri paesi che l'hanno fatto, è la sospensione di Schengen che è un altro dei contributi alla sicurezza, ha fatto ridurre quel traffico che passava per i camion, per i confini. Non riesce a risolvere tutto il resto, ma serviva per quello. Quel presidio è stato fondamentale, diciamo che anche e lo è tuttora. Martini, e poi vi faccio sentire a sostegno i numeri. Il sindaco, dai Martini. Allora credo che rispetto alla sospensione di Schengen ci sia una cosa particolare da fare. Se noi vogliamo bloccare il fatto di controllare il confine italiano, dobbiamo controllare i confini esterni europei prima di tutto, ma quei confini devono essere vigilati, e siccome chi è più in là non lo fa, l'abbiamo dovuto fare noi qui, e grazie a quello abbiamo preso più di 70 delinquenti. Più di 70 delinquenti Passor sono stati presi. Ma voi fate mai? E questo ma voi andate mai verso Capodistria? Io vado verso Capodistria dovunque. Ma voi pensate che un clandestino passa per Abuyese o passa per Skopje? Ma sono stati presi. Sono stati presi. Quelli che li portavano sono stati presi. A voi dà fastidio questo? Che i Passor, i 70 Passor che li portavano qui siano stati presi. Questo vi dà fastidio? No, è un dato. È un dato che non ho detto io, l'hanno detto i giornali. L'hanno detto i giornali. Quello è uno dei pilastri. Ma che controllare i confini è uno dei pilastri della sicurezza. Non è che forze dell'ordine sono impiegate a fare una cosa che per il 90% del tempo è inutile. Non è vero che è inutile, perché quei 70 arresti hanno dimostrato che è utile. Sul territorio a dare sicurezza ai cittadini, e ci sono anche che invece sono insicuri. Ma noi ne abbiamo sul territorio. Noi dobbiamo chiederci quali sono. Ma se li togli al confine ne entrano di più di delinquenti, e allora non puoi andare avanti. Ma per cortesia, i 70 Passor presi sono un dato. Anche degli esami di psicologia, dai, ma psicologia non li facciamo. Ti sembra normale che un clandestino che vuole sfuggire passi per il controllo? Ma chi li portava qui? Chi li portava
portava qui lo faceva, infatti li abbiamo presi, quello è un dato oggettivo. Ma che dato oggettivo? No, ma lo facevano proprio perché non c'erano i controlli. I dati vanno letti come mi insegnate voi, metteteli in rapporto a quante forze dell'ordine sono state impiegate per questa misura. Dobbiamo metterle. Quel presidio ha ridotto drasticamente. Stiamo facendo ridere dietro e non solo da tutta l'Europa. Ma non è vero, la Germania lo fa, l'Austria lo fa, la Francia lo fa da molto più tempo di noi. Da sempre, cioè, quel presidio ha ridotto drasticamente quei passaggi, perché privo di quel presidio c'era chi passava con i furgoni, no? Lo ha eliminato. Il furgone non passa per Scoffie. Guardate che c'è una strada bella larga, Ma è chiaro che forse non frequentate molto. Ma è chiaro che una cosa è dire che quel accorgimento non è sufficiente per eliminare un fenomeno, altra cosa è dire che è inutile. Quel presidio è utile, servono altre cose, ma io dico e ribadisco che la vigilanza in città c'è. Qua dobbiamo domandarci quanto le forze dell'ordine di polizia possono intervenire. Questo è un altro tema. Federica oggi, vediamo anche il ministro Ciriani. Federica oggi sul controllo ai confini, dai. Bloccare attività illegali su chi commercia esseri umani penso debba essere una priorità da parte di tutti. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga, dopo che la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di sospendere gradualmente i controlli ai valichi di frontiera, dispositivo che era stato adottato nel 2023 a seguito dell'attentato di Hamas del 7 ottobre di quell'anno, una decisione collegata al rischio di infiltrazioni terroristiche lungo la rotta balcanica. Contestualmente i rinforzi dei controlli avevano portato a un aumento di arresti di passeur. Dall'altro lato, Bruxelles ritiene che la reintroduzione prolungata delle verifiche violi le regole del codice delle frontiere Schengen, stabilendo che i controlli debbano essere un'extrema ratio e non superare il limite massimo consentito dalla normativa. Penso che in realtà la sospensione di Schengen, come è stata attuata, sia stata fatta in modo molto equilibrata dal Ministro e dal Governo. Si sono riusciti a effettuare dei controlli che hanno preso molti passeur e diminuito gli ingressi illegali, e al contempo non si è andati a peggiorare la vita del confine, perché devo dire che si riesce attualmente a passare in modo molto agevole, quindi si è tenuto quell'equilibrio necessario che mi auguro possa proseguire. Poi il Presidente è tornato sulle province. Ieri la discussione è approdata in aula, politica divisa su elettività e competenze. Le competenze oltretutto è un percorso, come ho detto più volte, sono più step, tra cui ci sarà lo step legato alle norme specifiche che daranno competenze delle diverse aree. Per quanto riguarda la parte elettiva, devo dire mi sorprende che qualcuno non voglia fare scegliere i cittadini, ma evidentemente a qualcuno la democrazia dà fastidio. Commento? Risposta al Presidente? Ma non è niente da rispondere, nel senso che rispetto a Schengen mantengo la mia idea che credo sia quella della maggior parte dei cittadini, e cioè che 60 agenti, non mi ricordo quanti sono, 60, 55, sarebbero più utili in città a presidiare Piazza Garibaldi, Le Rive, Piazza Libertà, che non sui confini di Schengen. Questo io ho detto e di questo io continuo ad essere convinto. Ma non ci sono entrambi. Ma siccome il vostro governo non riesce a mettere entrambi, se io devo dire qual è la priorità, per cosa sono più utili, sarebbero più utili queste forze dell'ordine, far entrare meno delinquenti, sarebbero più utili invece come presidio in città. Dal mio punto di vista questo sarebbe. Dopodiché poi siete liberi di pensarla diversamente, ognuno è libero. Se i delinquenti li avessimo fermati prima non ci sarebbero. Sono due momenti differenti. Voi non pensate entrambi anche utili. a tutti i disagi che si creano e al motivo per cui c'è stata questa decisione, questo invito anche dell'Unione Europea, perché l'invito dell'Unione Europea non è perché non si fermano i delinquenti, ma perché accanto a una minima percentuale di delinquenti che sono stati presi c'è una mole di disagi e forse anche di violazione di diritti che è da quando la polizia che controlla viola diritti? Non la polizia, da quando? Lo Stato nell'applicazione
della sospensione di Schengen ha limitato il diritto di circolazione. Penso che puoi passare avanti e indietro Scuso Federica che non farà il sindaco, dicono né centrodestra né centrosinistra hanno persone carismatiche e convincenti da proporre. Visto che si sta discutendo molto anche nei forse nomi, questo messaggio ci dice pensate meno ai nomi e pensate di più ai programmi? Sì, forse. anche se io penso l'esatto contrario, perdonatemi, ma era l'argomento che continuava a battere, quello che ci cioè meglio che ci pensiate i nomi per trovare qualcuno di carismatico. Chi ha scritto questo pensava non è molto interessato ai programmi. Esatto. Scusi Richetti, prego. No, che quello che effettivamente ci dice il sondaggio è tutt'altro, cioè cerchiamo di concentrarci su quelle che sono le reali necessità della città, fra cui la sicurezza, e continuo a pensare che una città non presidiata che ha, e lo dicono tutti, lo dicono anche le forze dell'ordine, hanno la necessità di avere delle unità maggiori di presenze di agenti sul territorio, è un problema. E concedetemi dire la frase che chi entra qui è necessariamente un delinquente. Io sono molto, ma molto più preoccupata del fatto che lasci delle figure in strada senza che lo Stato sia presente e quindi senza che ci sia un controllo. Chiaramente la disperazione poi porta a altre realtà. Perdonatemi, avete parlato a sufficienza. Ritengo che la non presenza dello Stato sia gravissimo anche in Piazza Libertà, perché nel momento stesso che non prende... Però c'è il presidio adesso fisso, no? Delle forze cerchiamo di spiegarci. Cioè per lo Stato una cosa è dire lo Stato è presente come figura in quella piazza, una cosa è dire ci sono delle persone in quella piazza e non sono state inserite in una situazione di controllo, di verifica anche della questura, perché mancano e si ritorna agli agenti, mancano gli agenti per fare anche la verifica del certo, è questo che sto dicendo, cioè il dire il fenomeno noi non li prendiamo, noi non li vogliamo, noi facciamo finta che non ci siano, a mio avviso è estremamente grave per la questione della sicurezza, perché di fatto lascia le persone in una situazione di fragilità e di disperazione. E dove c'è fragilità e disperazione non c'è lo Stato, concedetemi, entrano le organizzazioni malavitose. Questa è la faccenda. Quella gente lì non ci dovrebbe proprio stare. Ecco, proprio per questo perché ci dovrebbe essere una realtà che perché devono stare a casa loro? Ma lì torniamo nel discorso la tagliamo corta su questa mi fa sorridere per il semplice motivo che il fatto che si pensi di poter risolvere dicendo che con una bacchetta magica non ci devono essere più e devono essere più ne accolgo più ne devo accogliere. Non è così. Più ne accolgo più ne devo accogliere. Quelli arrivano e se li gestisci non creano problemi. Se invece li lasci allo sbando, il rischio che vengano più catturati ne gestisci, più ne accogli, più ne fai stare bene, questo è un racconto che più mi fa ne comodo. arrivano. Questo è un dato de facto, non è un racconto, è un dato. Questo è un racconto che mi fa comodo, non è un così. Racconto, è un dato. Quelli che devono venire è un dato de facto. E comunque cioè, più ne fai arrivare, più ne arrivano. Quelle che sono le leggi europee, diciamocelo, di accoglienza. Allora dobbiamo cambiare le leggi. Perché questo è un problema, un altro discorso. Io sto dicendo in questo momento non dite che non guardarli significa risolvere i problemi. A Capodistria questa cosa non succede. Mi avete fatto l'esempio dei confini. Perché a Capodistria queste cose non succedono? E l'altra volta che io ero seduto su questa poltrona lì accanto a voi c'era un'altra persona che ha detto un dato. Ha detto queste cose a Capodistria non succedono perché il sistema sociale non li guarda e quindi se ne vanno. Questo l'ha detto, era accanto, era proprio seduto lì e l'ha detto questo dato
Ed è un dato importante, cioè più ne accogli, più ne far stare bene, più questi fanno venire voglia di venire qui e diventa un circolo, e diventa un circolo vizioso purtroppo. Non è un dato, è un'opinione. Però mi pare purtroppo abbastanza diventa un grave che circolo una persona vizioso. dica che stiano a casa loro cosa rompono. Ma non è perché, cosa perché, rompono. perché questo state dicendo voi. Non è cosa rompono. Perché, il problema dimostrate è che di noi non non siamo in grado, di non conoscere il non mondo. siamo in grado di accoglierli Ma voi non siete tutti. in grado Non di siamo in grado. fermarli. Questo- Queste persone e questo si è il muovono punto. comunque. E questo è il Vuole punto. entrarvi questa cosa nella E testa quindi oppure no? quei confini Guarda, vanno controllati. Mi pare di no. Quei confini Queste vanno persone controllati, si quindi. muovono e questo movimento va gestito. Fermi, Bravo. va gestito. Non viene Andiamo, devo chiudere. gestito in Mi questo dai il ragionamento momento. del sondaggio, vedere com'è andata? Se qualcosa di... vabbè. Beh, questo dimostra... No, direi che stasera, Non lo so, ma io non so... con tutto il rispetto. Anche però- si può leggere in tante maniere. Infatti, Ma possiamo però- essere contenti io e te? Sì, Sì, vabbè, dai, Anche 70, si può 80 da leggere in 20 tante no. maniere. indipendentemente È poi molto da... interessante. Di solito dobbiamo mandarlo un ma po' si più può leggere tempo. in tante maniere. In più tempo nel corso del No, pomeriggio, il sondaggio flash chiaramente di al un'ora netto no. di tutte le considerazioni, però ci dimostra che quello scontento non si traduce Sì, ma il sondaggio in un'ora, adesso con tutto il rispetto, dobbiamo farlo come al solito insomma, durante il il sondaggio sondaggio. è una Però ci cosa abbiamo per provato. non banalizziamo. con tutti i limiti del Non senso. banalizziamo, perché una cosa è Mi una sento di dire che trasmissione possa e una essere- cosa è un sondaggio che Va ha dei bene, non aderente. caratteri scientifici. No, ma no, ma non vuol dire non guardarlo, Dobbiamo chiudere, voglio ringraziare Gianluca Valenta e Giorgia Castiglione regia, grazie a Mirko Martini, l'assessore De Blasio, Giovanni Barbo e Alessandra Richetti